Allora, pochi minuti fa è atterrato regolarmente la sonda, questo che sta parlando è il primo ministro indiano, sono tutti contentissimi, abbiamo seguito tutte quante la diretta negli ultimi 20 minuti, abbiamo registrato un po' tutto. Che dire, sì, l'India, ma il fatto che comunque una grande nazione come l'India, diciamo sempre l'umanità, come eravamo contenti quando è sceso la prima volta Neil Armstrong sulla Luna, il primo uomo, siamo contentissimi che anche questo qua sia riuscito. Purtroppo c'è stato qualche giorno fa lo schianto della sonda russa sulla Luna, e ovviamente sappiamo in questo momento i motivi politici che ci sono, la situazione politica, la guerra è una cosa che dispiace, però comunque è sempre progresso, sono sempre cose che in un modo o in un altro aiuteranno l'umanità, e quindi siamo tutti contenti. Io sento particolarmente, questo sempre stato fin da piccolo appassionato di queste cose spaziali, e il fatto appunto che ci siamo riusciti. Sapete che c'erano state fino adesso tante aziende, abbiamo pubblicato anche poco tempo fa un servizio, anche un intervento dell'ingegnere Achille. Tante aziende si affacciano ormai alle imprese spaziali perché ci sono dei ritorni economici anche importanti, e fino adesso tutti i voli che avevano fatto, i tentativi di allunaggio, l'ultimo appunto quello della Russia che invece si è schiantata, ma anche altri, quello del Giappone eccetera, era un bel pezzo che non riuscivano anche a, diciamo, ad allunare regolarmente. E sentiremo poi diciamo i risultati, sentiremo la telemetria. Hanno a bordo anche loro un piccolo robottino che potrà andare sulla superficie della Luna. Insomma, vedremo poi gli ulteriori sviluppi. L'8 agosto avete chiesto lo stato di emergenza, ci sono novità? Noi abbiamo dichiarato lo stato di calamità il 24 luglio, l'8 agosto siamo stati la prima regione, forse ancora l'unica, ad aver chiesto lo stato di emergenza. C'è un ottimo rapporto con il governo, con il ministro Lollobrigida, è chiara l'emergenza e spero che venga dichiarato quanto prima per poter dare una mano dei pescatori che rappresentano il 39% della produzione nazionale di vongole, e con 52.000 quintali all'anno, e che quest'anno avrà un dato negativo, sarà meno 80, meno 90% di produzione, perché se li mangia tutti il granchio blu. Dicevo, c'è il problema dello smaltimento. È un problema grosso perché al di là della piccola quantità che può andare per il consumo umano, il resto deve essere smaltito. Si consideri che sono state fondamentalmente dall'inizio anno ad oggi catturati circa 450 tonnellate di granchio blu, e quindi l'idea della biodigestione, di portarli nei biodigestori, è assolutamente vincente, e cercheremo di autorizzare questa attività. Un'attività che va remunerata anche. Ah sì, perché i pescatori oggi chiuderanno il loro bilancio delle 52.000 tonnellate di vongole veraci. Si pensi solo che quest'anno si segnerà un meno 80, meno 90%, e quindi si ritrovano a pescare loro malgrado un granchio blu che vorrebbero non vedere e non solo non pescare. C'è anche la previsione di ammortizzatori sociali per loro. Se riusciamo ad avere la dichiarazione dello stato di emergenza, che è esattamente quella che ha chiesto il Veneto l'8 di agosto, noi possiamo avere tutta una serie di misure per gli imbarcati, gli ammortizzatori sociali, aiuti, deroghe nei pagamenti, e cercare di fare questa azione di accompagnamento finché la situazione torna a ristabilizzarsi. Certo è che siamo molto preoccupati. In tanti parlano di opportunità di questo granchio blu, ma così non è la nostra eccellenza. Ma guardi, senza voler andare a pescarlo, ma semplicemente in maniera fortuita, trovandoselo nelle reti, è stato pescato un quantitativo di 450 tonnellate, destinate al consumo umano 150, il che la dice lunga su quanto, diciamo, sia invasivo e quanto poco sia utilizzabile poi. Buon lavoro. Qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e
per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Questa mattina siamo qui dall'amico Brollo al Corsino e c'è un articolo in particolare che mi ha tirato l'attenzione sul Gazzettino e parla, non so se lo sapete, che a Mestre rifaranno completamente la parte ferroviaria e quindi un nuovo edificio, tutta una serie di cose, no? L'edificio delle poste, ex poste, potrà essere demolito, presto sparirà il vincolo. Presto sparirà il vincolo. Allora, non è la prima volta che vi parlo della sovrintendenza, che, e lo dico perché ormai sarà 15 anni che ho toccato con mano, quanto incapaci e deleteri sono questi soggetti della sovrintendenza. Allora, sorvoliamo che anni fa hanno voluto togliere il tetto della porta di Santa Maria che si stava rovinando, poi alla fine hanno detto mettiamolo. Sorveliamo questa schifezza di passerelle in ferro che hanno concesso la realizzazione attaccata a una chiesa del 300. La passerella andava fatta, ma non in quel modo. Parliamo del ponte della Fossetta. Il ponte della Fossetta siamo fermi da 3-4 anni perché questi signori della sovrintendenza dicono che è una cosa storica, perché ha 80 anni e quindi è storico. E quindi prima hanno detto devi farlo con la tecnica cuci e scucci, poi adesso hanno concesso un altro sistema. In pratica quel ponte, invece di essere buttato giù e rifatto completamente, che tra l'altro costerebbe un quarto della sua manutenzione, di questa tecnica di restauro, chiamiamola restauro. Allora, come si spiega che a Mestre un edificio storico, un edificio lo buttano giù? A Chioggia un ponte che sì, per carità, aveva avuto 80 anni, ma di storico non c'era niente, perché se andate verso Cavarzere, prima dell'incrocio, prima del monumento di Bebbe, c'è un residuo di un altro ponte ed è in cemento, cioè voglio dire, non è un ponte romano di 2000 anni fa, è un ponte che è stato modificato più volte e tra l'altro con questa imposizione che Chioggia ha tenuto, il sindaco dice che io gli avevo detto ma facciamo ricorso al TAR, fate ricorso al TAR e vediamo cosa dice il TAR, perché voglio dire, non stiamo parlando di un edificio, avrebbe un senso se un edificio, a Mestre un edificio lo buttano giù.